E bentornati con Qui Europa, voi Friuli. Io come sempre sono Valentina e questa volta ci spostiamo in una diversa nazione europea. Siamo in Repubblica Ceca e più precisamente a Praga con Lorenzo Polo. Ciao Lorenzo, Ciao Valentina. grazie di esserti unito a noi. E che cosa ti ha portato nella bellissima Praga, che io considero fra le altre cose la città più romantica d'Europa, alla faccia di Parigi? Allora, io mi sono proprio innamorato di Praga, della città, devo dire. Già nel 2008, 2009 avevo fatto l'Erasmus qui a Praga, quindi ho passato 6 mesi, 7 mesi circa nella città e già in quell'occasione avevo capito che era un posto molto, come posso dire, particolare, un posto che mi attraeva. Poi sono tornato in Italia dopo l'Erasmus, ho finito gli studi e dopo l'università, come molti, non sono riuscito a trovare, diciamo, un impiego a Udine, per cui avendo sempre poi avuto un po' questo desiderio anche di uscire, di esplorare, ho detto, beh, proviamo, vediamo cosa mi può offrire la città. E nel 2015 mi sono trasferito ufficialmente e da allora sono ancora qui. Se tu dovessi dirmi proprio in tre parole, due o tre cose per cui secondo te vale la pena vivere in Repubblica Ceca o specificamente a Praga. Allora, diciamo sicuramente la cultura che si respira in questa capitale, l'architettura. ehm, Poi al secondo posto ci metterei la birra perché comunque è un prodotto tipico, Meravigliosa e forse buonissima. molto, sì, molto, molto importante nella storia della città. Ehm, la natura anche, perché diciamo, uscendo comunque da Praga ci sono davvero molte, molte zone interessanti da esplorare, montagne, colline, anche produzione di vini in una zona collinare che si chiama Moravia. Quindi sì, ci sono castelli, molto, molto da visitare. Uno dei motivi per cui oggi sto chiacchierando con te è che tu hai espresso il desiderio, anche se chiaramente ci vorrà del tempo, forse perché questo avvenga, di insomma un po' andare veramente appunto a mettere insieme questi friulani che hai incontrato in città e possibilmente creare un Fogolar Furlan di Praga o della Repubblica Ceca. Esatto, esatto, questa è la mia intenzione e quindi diciamo in primo momento ho trovato quindicina più o meno di friulani. Friulani chiaramente intendo anche la zona sì, di Trieste, quindi giuliani, pordenonesi e abbiamo in programma di incontrarci la prossima settimana per vedere se ci sono i presupposti per innanzitutto fondare un'associazione qui sul territorio e poi farla riconoscere all'ente come focolare. Noi ti diamo il nostro in bocca al lupo e un'ultimissima domanda. Se qualcuno volesse contattarti perché magari vogliono venire a visitare la città o pensano di trasferirsi o di fare l'Erasmus, oppure magari sono già in loco e avrebbero interesse anche loro a darti una mano, dove ti possono trovare? Allora, mi potete trovare su LinkedIn, è una piattaforma che uso, digitando il mio nome e cognome, oppure via mail, potete scrivere una mail all'indirizzo lorenzo.polo, chiocciola, eh, Deutsche, scritto Deutsche, Boerse, Boerse.com, quindi Quindi, ottimo, deutscheborse.com. fantastico, grazie mille Lorenzo. E come dicevo, ti diamo ogni migliore augurio di successo. Naschledano e ci vediamo a Praga. Ciao. E come sempre, qui Europa, a voi Friuli. A presto.